Si è aperta stamattina a Nuoro con la premiazione dei vini vincitori la quinta edizione del concorso enologico nazionale BINU, l'evento promosso dalle Camere di Commercio di Nuoro e Oristano. 3 giorni dedicati al vino, all'enogastronomia e al marketing territoriale, ospitato nei locali dell'ex MEP. La rassegna è stata inaugurata da Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, che ha illustrato le finalità dell'evento, che ha visto la partecipazione di 250 vini provenienti da tutta Italia. Alla cerimonia inaugurale di premiazione sono intervenuti tra gli altri Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, Nicola Selloni, capo di gabinetto dell'assessorato al turismo e i presidenti delle Camere di Commercio di Oristano, Sassari e Cagliari. Le medaglie d'oro assegnate sono state 14, 51 gli argenti, 59 i bronzi. A parte del Leone l'ha fatta la cantina sociale di Dorgali, che ha ottenuto dalle commissioni esaminatrici 3 primi posti. C'è una presenza di vini sardi importante, evidentemente, perché pur essendo un concorso nazionale poi la presenza dei nostri vini è assolutamente rilevante. Siamo molto contenti dei risultati che ho letto anch'io in diretta, sostanzialmente, che vede molti dei nostri vini Cannonau, quindi una rappresentanza dei vini nuoresi molto significativa, ma tutti quanti i vini della Sardegna con un livello di qualità che ci hanno veramente confortato, perché i presidenti di commissione, per esempio, sono tutte persone che non hanno niente a che fare con i nostri territori e quindi hanno avuto modo di esprimere un giudizio assolutamente distaccato e obiettivo, e questo ci dà conforto sul fatto che la qualità dei nostri prodotti è veramente a livelli notevoli, e soprattutto, anzi non solo nelle grandi cantine che conosciamo, ma anche nei piccoli produttori dei nostri territori. Questo ci dà una bella spinta per quanto riguarda la possibilità di stimolare ulteriormente i consumi del vino di livello qualitativo, e quindi una crescita anche del prezzo, dei valori del prezzo, ed anche del valore aggiunto da lasciare ai nostri produttori.